Domenica 12 settembre 2010 a Montagnana, presso il campo sportivo comunale, si è svolto il primo torneo regionale Memorial Renzo Bordin Città di Montagnana. Le gare sono iniziate alle ore 9:30 e hanno visto fronteggiarsi ben 8 squadre della categoria pulcini misti A6, provenienti dalle province di Padova, Verona e Venezia. Tra queste erano presenti anche le 2 squadre di Montagnana. La giornata come si svolgerà? La giornata si svolge in un torneo di 2 gironi per 4 squadre con la partecipazione regionale, perché ci sono squadre di ogni provincia del Veneto, e viene svolto in una mattinata, si fanno le qualificazioni e il pomeriggio dopo pranzo vengono fatte le finali. Nel pomeriggio si sono svolte le ultime partite dei 2 gironi per determinare la classifica finale, che ha visto il trionfo di Montagnana Squadra B, il secondo posto conquistato da San Pietrina e il terzo dalla squadra di Poiana. Alle 17 il presidente della C Montagnana ha aperto le premiazioni ufficiali omaggiando la famiglia di Renzo Bordin di una targa commemorativa e ricordando la passione e l'amore che Renzo ha sempre dedicato all'associazione nei suoi 30 anni di attività, regalando un'immagine indelebile negli animi di chi l'ha conosciuto. Questo memorial, che è stato intitolato al signor Renzo Bordin, che è stata una delle figure storiche dell'Associazione Calcio Montagnana, dagli anni 70 fino alla sua morte, il signor Bordin ha operato a diversi livelli, inizialmente come assessore allo sport, poi è stato allenatore per moltissimi anni, nonché dirigente di questa società. Penso che dagli anni 70 un po' tutte le generazioni di giovani di Montagnana siano stati suoi allievi, per cui è stata una delle figure più importanti di questa associazione. Le premiazioni hanno visto la consegna ad ogni partecipante di una medaglia a ricordo del torneo e una coppa per ogni squadra, per proseguire poi con la premiazione dei giovani arbitri. Tifi per il Montagnana? Milla. Alle 18 l'arbitro ha fischiato l'inizio dell'ultima partita della giornata, che ha visto scendere in campo le cosiddette vecchie glorie, 2 squadre composte da ragazzi adulti che hanno conosciuto Renzo Bordin e che si sono sfidate sotto gli spalti gremiti di amici e conoscenti. Cosa ne pensa l'amministratore comunale di questi eventi? Sicuramente è un evento che viene assolutamente apprezzato dall'amministrazione comunale, voluto fortemente dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione Calcio Montagnana. Era una giornata che auspicavamo venisse fatta, abbiamo ritenuto e anche per quest'anno riteniamo opportuno iniziarla con i più piccoli, anche per diverse finalità. Una finalità educativa, una finalità sportiva, una finalità aggregativa, e per quest'anno c'è stata anche questa iniziativa che abbiamo ritenuto fondamentale, a cui riteniamo tantissimo, che era quella di intestare, se così si può dire, la giornata alla memoria di Renzo Bordin, che ha dedicato praticamente la vita al calcio Montagnana e solo al calcio Montagnana. Un vero successo, premiato anche da una giornata tiepida e un sole splendente, che oltre al ricordo di uno dei pilastri della C Montagnana, segna l'apertura della nuova stagione sportiva 2010-2011. Abbiamo un settore giovanile abbastanza completo, perché abbiamo piccoli amici, 2 squadre di pulcini, 2 squadre di esordienti, una di giovanissimi, una di allievi, juniores e la prima squadra che fa la terza categoria. Una prima squadra che è strutturata maggiormente su ragazzi nostri, cresciuti dal nostro settore giovanile, ragazzi giovani, 19-20 anni, e stiamo cercando di farli lavorare meglio che si può per il bene del paese e perché anche la città di Montagnana conosca bene il campo sportivo, una struttura, come potete vedere, meravigliosa, che bisogna farla lavorare, sfruttarla e farla conoscere alla cittadinanza. Molte le iniziative della C Montagnana in programma quest'anno. Per qualsiasi informazione è a disposizione il sito www.acmontagnana.it.